Mezzogiorno in punto, eccoci qui per il nostro Focus TG di questo venerdì 23 di settembre, 90 minuti ricchi, densi di notizie, tanta cronaca dal nostro territorio. C'è anche la notizia di cui vi daremo dettagli fra poco di un altro femminicidio a Spinea in provincia di Venezia. L'uomo avrebbe colpito appunto la compagna a colpi di coltello, ma tra poco ci collegheremo con Ilaria Marchiori. In questi minuti viene annunciato il nome del nuovo vescovo di Vicenza e anche questa notizia ve la daremo tra poco, appena il nome sarà reso pubblico, nelle due diocesi che sono coinvolte appunto da questa nomina, la diocesi di Vicenza e la diocesi di provenienza del nuovo vescovo. Parleremo anche di consumi, di bollette, ancora di incidenti stradali, altre notizie ricche appunto di attualità dal nostro territorio. Partiamo con la morte di Stefano Bazzacco, il giovane trovato senza vita in una buca in un nevaio sulle Alpi Giulie mentre tentava una scalata in solitaria. C'è grande dolore a Onara di Tombolo, dove risiedeva. Ancora non è stata fissata la data dei funerali. Abbiamo raccolto il ricordo del presidente del CAI di Cittadella a cui Bazzacco era iscritto. Che è iscritto al CAI da 4 anni, il primo anno si è iscritto a un corso di escursionismo avanzato, fisicamente è stato un mio allievo, l'ho conosciuto lì. L'ho conosciuto come giovane, all'epoca aveva 20 anni, pensi un po', giovane che credeva alla montagna, un'aspirazione a conoscere la montagna per la libertà che questa, come a tutti noi, dà lo spirito. Ricorda così Stefano Bazzacco, Paolo Pattuzzi, presidente del CAI di Cittadella, un giovane che voleva comprendere la montagna, conoscere se stesso attraverso la fatica della salita e la meraviglia dei paesaggi. 24 anni, una famiglia unita, un lavoro dopo il diploma. Stefano sognava di diventare alpinista e istruttore. Proprio la montagna ha spento i suoi sogni mentre tentava la scalata in solitaria dello sperone nord-est della Torre delle Madri dei Camosci nelle Alpi Giulie. Un giovane preparato, ricorda Pattuzzi, che aspetta i risultati delle indagini ancora in corso da parte dell'autorità giudiziaria e dei tecnici del soccorso alpino. Tutte le vie d'arrampicata sono fattibili tutto l'anno, però bisogna conoscere dove sono ubicate, se sono a sud chiaramente batte il sole. Si tratta appunto di una via d'arrampicata abbastanza difficile, però non è neanche detto che abbia fatto l'arrampicata, cioè il soccorso alpino l'ha recuperato in un foro della neve, può darsi che abbia ceduto la neve, può darsi che non si sia propinguato ad arrampicare. Del resto il pericolo c'è sempre e chi ama la montagna lo sa. Il pericolo in montagna esiste sempre, dal 15%. Il 15% dei pericoli esistono, un sasso che cade, un ramo di un albero che si infila in un orecchio, il cedimento di una parete di roccia, il cedimento di un sentiero, chi lo sa. In questo periodo poi c'è stato un repentino cambio di clima. Uno scotto pesante, quello pagato alla montagna in questi mesi dal cittadellese. Dopo Erika Carraro e il marito Davide Miotti, morti il 3 luglio sulla Marmolada, è toccato a Stefano Bazzacco. E proprio Stefano domani, nel corso del tradizionale incontro dei vecchi scarponi, anziani alpinisti del CAI di Cittadella, Campo San Piero e Castelfranco Veneto, sarà ricordato con un minuto di silenzio. Tra poco gli aggiornamenti sul femminicidio di Spinea. Intanto parliamo di Giuliano De Seta, il 18enne morto in un incidente mentre stava effettuando uno stage nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Questa mattina l'autopsia sul corpo del giovane, l'esame è stato affidato dalla Procura di Venezia al medico legale Silvano Zancaner. Anche la famiglia, assistita dall'avvocato Luca Spezzola, ha nominato un perito, il medico legale Davide Roncalli
di Mestre. Sono 4 le persone iscritte nel registro degli indagati, l'amministratore unico della BC Service, la ditta in cui il giovane stava facendo lo stage, la dirigente scolastica dell'Istituto Leonardo da Vinci di Portogruaro, perché ha firmato il contratto di stage, un professore della stessa scuola e un responsabile di sicurezza dell'azienda. L'accusa è di concorso in omicidio colposo. Parliamo di incidenti stradali, 37 incidenti gravi in 2 anni, limiti di velocità superati in modo regolare, cioè sempre, quasi sempre, in un tratto molto popolato a ridosso del centro abitato di Cadoneghe. Arrivano però 2 autovelox lungo la statale del Santo. L'ultimo incidente alle 7:30, quando un motociclista, mettendosi da via Donizetti, è scivolato riportando ferite non gravi, ma mandando in tilt questo tratto di SR 307 molto trafficato a quell'ora. Un'arteria pericolosa, conferma il sindaco Marco Schiesaro. Qui abbiamo avuto innanzitutto 37 incidenti molto gravi negli ultimi 2 anni, con addirittura veicoli che hanno superato la sommità arginale e sono andati all'interno dell'alveo del Musone dei Sassi. Altri invece addirittura una domenica di Pasqua hanno visto la loro auto entrare nel terrazzo del condominio. Quindi capite la gravità e quanto è successo negli ultimi 24 mesi. Proprio in questo tratto il limite è di 50 km/h, limite regolarmente superato in una zona del comune molto popolata. Interseca una parte molto urbanizzata del comune di Cadoneghe e pensate che solo qui abitano quasi 6.000 persone, quindi veramente una tangenziale all'interno di un centro urbano, e i dati empirici rilevati dalla nostra polizia locale hanno rilevato che settimanalmente abbiamo oltre 1.250 veicoli che transitano a velocità superiori ai 90 km/h, con circa 100 veicoli oltre i 100 km/h. E sapete che qui c'è il limite 50 all'ora perché abbiamo una chiesa, abbiamo negozi, abbiamo una palestra, abbiamo scuole. A breve qui saranno installati 2 autovelox autorizzati dalla prefettura di Padova dopo una petizione avviata da 80 famiglie e supportata dal comune di Cadoneghe, e dopo che lo stesso prefetto ha ascoltato le richieste di cittadini e amministrazione. Un provvedimento necessario per tutelare l'incolumità delle persone, di chi vive qui e di chi qui transita. Funzioneranno H24 con limite 50 orari e uno verrà posizionato proprio davanti a me, quindi in direzione Cadoneghe Campodarsego, e uno alle mie spalle direzione Campodarsego Padova. Di incidenti stradali torneremo a parlare tra poco, ma adesso la stretta cronaca ci porta a Spinea, dove c'è Ilaria Marchiori per l'ennesimo femminicidio. Ilaria, buongiorno. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Spinea in via Mantegna, dove durante la notte si è consumato un omicidio, l'ennesimo compagno, l'ennesimo marito che uccide la moglie. È successo qui al civico 4 di questo condominio. La coppia viveva in questo appartamento che vi stiamo facendo vedere attraverso le immagini al primo piano del condominio. Una giovane coppia, si tratta di Alexandru Dimitrova e Lilia Patravel, lui di 35 anni, lei un po' più grande di 41 anni, dell'81. Ebbene, le informazioni che stanno arrivando anche dalle forze dell'ordine, che hanno le bocche cucite, sono frammentarie. Al momento quello che possiamo sapere è che questo omicidio potrebbe essere avvenuto intorno a mezzanotte, però solamente verso le 5:30 di questa mattina il ragazzo avrebbe chiamato i carabinieri, che poi sono giunti sul posto. Si tratta dei carabinieri di Mestre. Una volta giunti qui si sono ritrovati davanti la macabra scena. Tra l'altro sembra che a tutto questo abbia assistito o comunque fosse in
casa il figlio piccolo della coppia, un bambino di circa 3 anni. Quindi quello che al momento lascia anche abbastanza sconcertati è proprio il fatto che l'uomo, l'assassino, il presunto assassino, sarebbe rimasto con il cadavere della moglie per molte ore prima di chiamare i soccorsi. Ovviamente il condizionale anche in questo caso è d'obbligo, perché mano a mano ci stanno arrivando le informazioni su quanto possa essere accaduto. L'uomo comunque è stato portato via dai carabinieri per essere ascoltato e arrestato. Ancora non si conoscono i motivi di questo gesto. Siamo riusciti a sentire qualche vicino di casa che parla di una coppia assolutamente normale, non di una coppia litigiosa, non li avrebbero mai sentiti urlare. Loro abitavano qui da circa 5 anni, in 5 anni non avrebbero sentito particolari litigi, particolari grida, e così nemmeno questa notte, nemmeno ieri sera, per cui sembra che fosse tutto normale tra i due, se di normalità possiamo parlare. La donna, tra l'altro, aveva anche altre 2 figlie da una precedente unione, 2 figlie ovviamente più grandi di questo bimbo. Sembra che una di queste ragazze vivesse insieme a loro in questo appartamento, ma ripeto, le informazioni che ci stanno arrivando sono ovviamente tutte frammentarie, perché dalla procura, dalle forze dell'ordine, le bocche sono cucite. Fatto sta che ora l'uomo si trova con i carabinieri e poi con tutta probabilità verrà portato in carcere, probabilmente nel carcere di Venezia, nel carcere di Santa Maria Maggiore. Ecco, se non ci sono altre domande, queste sono tutte le informazioni a nostra disposizione. Resta il fatto che si tratta ancora una volta di un femminicidio, di una donna che viene uccisa dal proprio compagno, dal proprio marito. Abbiamo ascoltato alcune persone che passavano di qui sconcertate e sconvolte dall'accaduto. Più di qualcuna ci ha detto: bisogna dare maggiore protezione alle donne. Grazie Ilaria, buon lavoro, ulteriori aggiornamenti nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Noi adesso andiamo in pubblicità, tra poco l'annuncio del nuovo vescovo di Vicenza. State con noi. Ancora ben trovati in Focus TG su Rete Veneta. I telegiornali, come la vita del resto, ci portano dalla cronaca drammatica che abbiamo sentito poco fa di Spinea, con questo ennesimo femminicidio, ad altre notizie di cronaca, la cultura, lo sport, e notizie invece più gioiose, motivo di festa, in particolare per la diocesi di Vicenza, che pochi minuti fa, in contemporanea con l'annuncio della Sala Stampa Vaticana e con la diocesi di Treviso, ha conosciuto il nome del successore di Monsignor Beniamino Pizzioli. Allora, il nuovo vescovo di Vicenza, vediamo l'immagine, è Monsignor Giuliano Brugnotto, finora da qualche anno, non molti, vicario generale della diocesi di Treviso, in passato anche rettore del seminario vescovile, docente alla facoltà teologica, è stato anche cerimoniere del vescovo Antonio Mistrorigo, se vado a memoria, o forse anche di Monsignor Paolo Magnani. Quindi l'annuncio è stato dato appunto a Vicenza, diocesi dove farà il suo ingresso, e contemporaneamente a Treviso, la sua diocesi di origine, appunto, che lascerà. Ci è appena arrivato dai colleghi della redazione di Vicenza un breve estratto del messaggio che il vescovo eletto, Monsignor Giuliano Brugnotto, ha indirizzato ai fedeli della diocesi di Vicenza. E allora ne sentiamo adesso un breve estratto, la prima parte. Do lettura al saluto messaggio del vescovo eletto alla nostra Chiesa, la diocesi di Vicenza. Carissimi vescovo Beniamino, con tutto il presbiterio, comunità diaconale, consacrate e consacrati, sposi e famiglie,
missionarie e missionari, laiche e laici, vengo a voi con le semplici parole del Signore risorto. Pace a voi. Sono stato chiamato a seguire il Signore in una famiglia rurale, ma illuminata dalla gioia della fede cristiana, e ho accolto il suo invito a coinvolgermi nel ministero apostolico sacerdotale diventando prete, incontrando confratelli di altre nazioni già dal secondo anno di ministero durante gli studi a Roma e in seguito accompagnando i seminaristi nelle missioni Fidei Dom della diocesi di Treviso, è maturato in me il desiderio di dedicare la vita in quelle che un tempo venivano chiamate terre di missione. E dunque, in qualche modo, terra di missione sarà anche la diocesi di Vicenza. Per il vescovo eletto Monsignor Giuliano Brugnotto non era quello che parlava, adesso ve lo mostro di nuovo. Questo è il nuovo vescovo di Vicenza. Tra poco vi facciamo sentire anche l'intervento e le prime parole del vescovo ormai in pensione, formalmente in pensione dal mese di giugno, Monsignor Beniamino Pizzol. Per il momento torniamo alla cronaca con un intervento dei carabinieri forestali sui Colli Euganei nei comuni tra Montegrotto Terme e Battaglia Terme. Sono stati pizzicati 4 centauri motociclisti che scorrazzavano sul sentiero che porta al Monte Ceva. I sentieri dei Colli Euganei usati come piste da motocross. Sono 4 i motociclisti multati l'altro ieri dai carabinieri forestali di Montegrotto lungo il sentiero che arriva alla cima del Monte Ceva. Dopo la segnalazione di un escursionista, i carabinieri si sono posizionati in una strettoia del sentiero, fermando i 4 centauri, 2 padovani e 2 residenti in provincia di Prato, contestandogli la violazione amministrativa per la guida in area vietata ed elevando 4 multe da 102 euro. Negli ultimi tempi le forze di polizia hanno intensificato i servizi dedicati alla prevenzione e al contrasto dell'attività fuoristrada in area protetta. Restiamo sulle strade perché molti incidenti sono causati dall'uso dello smartphone alla guida e questo tipo di incidenti sono in drammatico aumento a Treviso, tanto che la polizia locale del capoluogo ha annunciato una stretta. Vediamo. Investimento di pedoni in viale 4 novembre, sinistro stradale in rotatoria Sarpi, investimento di ciclista in via Callalta. E l'elenco continua con un pedone travolto in via Felicent, un altro incidente in via Dandolo e un tamponamento in tangenziale, tutto in una manciata di ore. La causa? La distrazione, il guardare altrove, in altre parole l'uso dello smartphone alla guida. Alcuni giorni fa avevamo denunciato l'emergenza incidenti in centro abitato 1, una media di 4-5 incidenti al giorno. Adesso addirittura arriviamo a 4-5 incidenti nel giro di una sola mattinata. Un'escalation di fronte alla quale il comandante della polizia locale ha disposto una vera e propria stretta, potenziando i servizi di controllo in borghese per sorprendere chi usa il telefono mentre è al volante. Una percentuale elevatissima di guidatori, basti pensare che durante l'ultimo servizio la pattuglia in borghese ha intercettato in appena 4 ore ben 6 automobilisti intenti a telefonare o scrivere messaggi. E gli incidenti sono sempre più frequenti, come conferma la lista snocciolata dal comandante Gallo. Il fatto che da questi numerosissimi incidenti non siano scaturiti feriti è solo un fatto puramente casuale. Su questo attraversamento pedonale una nonna di 63 anni che aveva del passeggino 2 gemellini di neppure un anno è stata investita da una 76enne che ha mandato questa persona all'ospedale con qualche giorno di prognosi. Solo per un colpo di pura fortuna i 2 gemellini sono rimasti illesi. L'invito del comando di polizia locale è dunque quello di concentrarsi esclusivamente sulla guida quando si è al volante, consapevoli che in caso contrario si rischiano, oltre che la vita propria e degli altri, una sanzione di 165 euro e 5 punti patente. Avrebbe abusato di 6 studentesse del liceo in cui insegnava il professore 60enne indagato dalla procura di Padova. Le indagini erano partite nel mese di marzo.
6 mesi di indagine con la procura di Padova pronta a chiedere il processo. È pesante l'accusa nei confronti di un professore sessantenne che avrebbe abusato di almeno 6 studentesse. Il docente, che insegna in un liceo della città, è stato iscritto nel registro degli indagati per violenza sessuale, con le aggravanti di avere commesso il fatto ai danni di ragazze minorenni. Episodi ripetuti durante le sue lezioni in classe e anche durante l'intervallo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti. Un'indagine iniziata lo scorso marzo, quando una studentessa ha trovato il coraggio di raccontare quelle attenzioni particolari ai genitori, che si sono rivolti prima alla scuola, da dove è partita la denuncia in procura. Gli episodi sarebbero iniziati nel 2017, secondo i riscontri. Il docente, sentito dagli inquirenti, si è dichiarato innocente. La procura nei giorni scorsi ha chiuso l'inchiesta e ora il PM Sergio Dini, titolare del fascicolo, si prepara a chiedere il processo. Andiamo a Vicenza con i controlli straordinari interforze disposti dal questore Paolo Sartori. Il bilancio dell'operazione, vediamo. 2 cittadini nigeriani di 29 e 26 anni sono stati arrestati dagli agenti della questura dell'ufficio immigrazione di Vicenza, trovati in possesso di passaporti falsi. Sono stati messi immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un pericoloso pregiudicato di 30 anni del Mali è stato invece direttamente trasferito al centro di permanenza di Gradisca di Isonzo per essere rimpatriato con il primo volo disponibile nel suo paese d'origine. Sono alcuni dei provvedimenti disposti dal questore a seguito dei controlli straordinari interforze effettuati ieri nel territorio comunale di Vicenza. Controlli eseguiti nelle aree più a rischio segnalate dai cittadini per la presenza di soggetti molesti e comportamenti a volte pericolosi che stanno pregiudicando la sicurezza reale e percepita. Campomarzo, Ponte degli Angeli, Piazza Matteotti, Piazzale Bologna, Giardini Salvi e la zona del Quadrilatero. 25 uomini delle forze dell'ordine hanno eseguito il controllo di 3 esercizi pubblici e di 69 persone, 29 straniere e 24 con precedenti penali. Oltre ai 2 arresti e all'espulsione con il trasferimento al centro di rimpatrio, sono stati emessi 3 fogli di via obbligatori, 2 ordini di allontanamento dal territorio nazionale e 2 avvisi orali. Tra poco torniamo sulla nomina del nuovo vescovo di Vicenza, sentendo le parole di Monsignor Beniamino Pizziolla, adesso amministratore apostolico della diocesi berica, ma c'è anche tanta altra cronaca da raccontare dal nostro territorio. Un po' di pubblicità, state con noi. Ancora ben trovati in Focus TG su Rete Veneta. Dunque torniamo sulla notizia di pochi minuti fa, l'annuncio del nome del nuovo vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, attuale vicario generale della diocesi di Treviso. Poco fa vi abbiamo proposto un estratto del messaggio che è stato letto appunto a Vicenza, mentre Monsignor Brugnotto era evidentemente a Treviso, a fianco del vescovo Michele Tomasi. Sentiamo il primo commento alle parole del suo successore da parte di Monsignor Beniamino Pizziolla, che lascia la carica e adesso è amministratore apostolico della diocesi. Sentiamo. A Vicenza, e quindi immagino i suoi sentimenti, ma lo ringrazio per il messaggio di saluto che ci ha rivolto. Avete capito che visione di Chiesa c'è in quel messaggio, respiro missionario, respiro universale. E poi dice il Papa mi invita a prendere il largo, anche lui è rimasto giovane, perché in questo momento ha neppure 58 anni, tra poco 59, e lui è lì con tutti i compiti nella diocesi di Treviso, e quindi prendere il largo, dice, significa lasciare legami, progetti, tutte le amicizie, tutte le cose che ha fatto amando profondamente la sua diocesi, adesso è sposta qui nella nostra diocesi di Vicenza, e non è così facile, e quindi preghiamo per questo. E poi il saluto che ha dato a tutte quelle persone, in modo particolare a quelli che sono in difficoltà, e ha usato un termine che abbiamo usato anche domenica scorsa, il summano, con 2300 persone, prevalentemente giovani, che sono venuti lì in pellegrinaggio. Tenere gli occhi fissi su Gesù. Questo è importante per tutti. Il centro non è in questo momento né il nostro carissimo Monsignor Giuliano
ma il centro è sempre il nostro Signore Gesù, è lì la nostra sicurezza, lì il nostro fondamento. Ulteriori approfondimenti dunque nel telegiornale di Vicenza di questa sera alle 19:15, anche con le testimonianze e la voce del vescovo eletto Monsignor Giuliano Brugnotto. Torniamo alla cronaca. Una decina di giorni fa aveva fatto scalpore la vicenda di un 65enne finito a processo per stalking nei confronti di una 25enne. Aveva fatto recapitare un mazzo di rose rosse alla vittima delle sue attenzioni direttamente nell'aula del tribunale in cui era in corso l'udienza. Sabato scorso, nonostante il giudice gli avesse imposto gli arresti domiciliari, è stato trovato dagli agenti delle volanti proprio nei pressi del luogo di lavoro della giovane. Da successivi accertamenti è risultato che l'uomo, nonostante la misura cautelare in atto, continuava a perseguitare la 25enne con messaggi e chiamate, utilizzando alcune utenze telefoniche di cui aveva disponibilità. Il 65enne quindi è stato arrestato e rinchiuso in carcere. Andiamo a Belluno, paura in città per un incendio che ha completamente distrutto il garage di un'abitazione abbandonata. Le fiamme sono divampate in via Cappellari, nella frazione di Fisterre, a 2 passi dal centro cittadino. I pompieri hanno circoscritto l'incendio, evitando così l'estensione alle strutture attigue. Assieme ai vigili del fuoco che stanno vagliando le cause dell'incendio hanno operato anche carabinieri e polizia. Le operazioni di completo spegnimento si sono concluse intorno alle 2:30. Gli investigatori lo definiscono predatore seriale virtuale, un veronese indagato per aver adescato su Instagram una minorenne di Conegliano richiedendole foto e video intimi in cambio di ricariche telefoniche. Avrebbe proposto ad una ragazzina ricariche telefoniche in cambio di foto e video hard. Un uomo residente nel Veronese è indagato. A lui gli agenti del commissariato di polizia di Conegliano, diretti dalla Procura di Venezia, sono giunti in seguito ad un'articolata indagine che ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti. L'uomo si sarebbe reso responsabile dell'addescamento sui social di minori per poi manipolarli psicologicamente fino ad ottenere la loro fiducia, superare le resistenze e abusarne sessualmente. A lanciare l'allarme è stato il genitore di una ragazzina del Coneglianese che ha sporto denuncia al locale commissariato di polizia dopo aver individuato sui dispositivi della figlia minore numerosi contatti virtuali con l'uomo tra luglio 2019 e novembre 2021. Di qui l'indagine che ha portato anche ad una perquisizione a casa del veronese, nel corso della quale è stato rinvenuto altro materiale probatorio inerente ulteriori contatti nell'ambito del mondo della prostituzione virtuale. L'indagato, secondo quanto accertato dalla polizia, sarebbe un predatore virtuale seriale ed avrebbe altri precedenti specifici. Ora, meno male, anche una storia a lieto fine. Un ragazzo scomparso è stato ritrovato sano e salvo dopo una notte di ricerche in tutta la provincia di Padova. È stato utilizzato anche un drone dei Vigili del Fuoco del reparto volo di Venezia per le ricerche di un ragazzo di 31 anni scomparso martedì notte da Piazzola sul Brenta. Alla fine il giovane, affetto da una grave forma di disabilità, è stato ritrovato ieri pomeriggio vivo e in buona salute a Selvazzano. Di lui si erano perse le tracce intorno alle 23 del 20 settembre all'altezza del ponte di Carturo a Piazzola sul Brenta, mentre stava facendo un giro in bicicletta con degli amici. Le ricerche erano iniziate subito con l'attivazione del piano provinciale della prefettura di persone scomparse. In campo i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Venezia, i nuclei cinofili di Belluno e della Sardegna e gli operatori esperti di topografia applicata al soccorso, insieme al personale di Cittadella e Borgorico. Il ragazzo, residente a Verona, da qualche giorno era ospite di amici a San Giorgio in Bosco. Martedì era uscito in bicicletta e di lui si erano perse le tracce. Alla fine è stato notato da alcuni agenti della polizia locale di Selvazzano Dentro che lo hanno riconosciuto. Pare che il giovane disorientato abbia smarrito la strada di casa e abbia così vagato per la provincia passando una notte all'aperto. Torniamo alla cronaca giudiziaria. Le confische all'ex assessore regionale Renato Chisso non sono finite. Manca più di 1 milione di euro che sarà restituito attraverso i vitalizi nei prossimi anni. La confisca di oltre 300.000 euro nei confronti dell'ex assessore regionale Chisso nell'ambito dell'inchiesta sulle corruzioni del Mose è solo una delle tante che ci saranno nei prossimi anni per raggiungere i 2 milioni. Proseguiranno ancora per i vitalizi che matureranno nel futuro fino alla concorrenza dell'intera somma per cui è stato condannato. Questo testimonia che la giustizia segue il suo corso fino in fondo.
Lo segue in questo caso confiscando ulteriori 332.000 euro che si vanno a sommare a già le precedenti somme in contanti confiscate all'ex assessore per un totale di oltre 600.000 euro e che sono a ristoro della condanna, e l'attività proseguirà di confisca fino alla confisca totale dei 2 milioni di euro anche per i vitalizi che matureranno in futuro. Una notizia è arrivata proprio nel giorno in cui è stato sottoscritto un memorandum operativo per garantire la completa esecuzione dei provvedimenti di confisca nell'interesse dello Stato. Questa collaborazione con la Procura Generale presso la Corte d'Appello ha lo scopo di mettere in campo le risorse della Guardia di Finanza per andare a individuare quei patrimoni riferibili direttamente o indirettamente ai soggetti condannati che possono così essere confiscati e portati a beneficio dello Stato e quindi anche della collettività, e che dà sicuramente, come nel caso dell'ex assessore regionale, un senso di giustizia compiuto a tutta l'attività giudiziaria che viene fatta, che c'è a monte. Per quasi un anno hanno derubato l'azienda in cui lavoravano. 2 dipendenti infedeli sono stati scoperti e bloccati dai carabinieri. Nei guai finisce anche l'acquirente, che deve rispondere adesso dell'accusa di ricettazione. È stato il titolare dell'azienda di complementi d'arredo della Castellana ad accorgersi di alcuni ammanchi. 2 dipendenti infedeli, 42 e 43 anni, del trevigiano, autista e magazziniere, da oltre un anno lo derubavano. La loro tecnica era ormai collaudata. Caricavano nottetempo quando i locali e gli ambienti dell'azienda erano frequentati da minor numero di dipendenti, quindi venivano stoccati all'interno dell'autoarticolato, condotto fuori, e nella distanza di circa 10 km dall'azienda vi era la persona che riceveva la refurtiva e che poi nascondeva all'interno delle pertinenze della sua abitazione. Il titolare ha cominciato ad avere più di qualche sospetto, così ha allertato i carabinieri di Castelfranco. Un'indagine tempestiva sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, e i militari dell'Arma hanno scoperto la verità. In particolare i carabinieri, che erano impegnati in un servizio di osservazione nelle vicinanze dell'azienda, hanno riscontrato questi 2 dipendenti, che poi sono stati identificati, mentre caricavano 4 bancali di materiale di assemblaggio plastico all'interno di un autoarticolato della stessa azienda, che poi è stato condotto da uno dei 2 soggetti all'esterno e recapitato presso una terza persona che attendeva materialmente l'arrivo del carico. I militari hanno seguito l'autoarticolato fino alla consegna, poi è scattato il blitz. Le verifiche svolte dai carabinieri hanno infatti consentito di appurare che i 4 bancali di merci in questione, del valore complessivo di circa 9.000 euro, caricati in ditta da 2 dipendenti, erano privi di documenti accompagnatori, non erano da annoverare tra i prodotti da recapitare ai clienti. I 3 sono stati identificati, i dipendenti sono ora indagati per furto aggravato, il terzo, 39 anni, invece deve rispondere dell'accusa di ricettazione. Fondamentale è stato il supporto fornito dalla vittima nel corso dell'intera attività investigativa. Durante la perquisizione eseguita all'interno della proprietà in cui era stato fermato il mezzo pesante, sono stati trovati altri 5 bancali di analogo materiale plastico ed oltre 230 pallets in legno recanti il marchio dell'azienda che aveva subito gli ammanchi. Il valore totale del danno causato dai furti è in corso di quantificazione, ma si tratta di una cifra piuttosto ingente. Potrebbe aggirarsi a diverse decine di migliaia di euro. Gli indagati, tutti incensurati, espletate le formalità di rito e non ritenute sussistenti particolari esigenze cautelari a loro carico, sono stati rilasciati. Stretta della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Venezia sugli affitti turistici in città. Nel corso dell'estate sono stati scoperti più di 30 bed and breakfast abusivi e stanze nei magazzini. B&B, appartamenti, stanze ricavate in garage o scantinati, affittanze selvagge a dir poco. Grazie a un lavoro di sinergia avviato nei mesi scorsi, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno eseguito una capillare attività di controllo nel periodo estivo con il piano Back in Venice, con lo scopo di individuare strutture ricettive irregolari o abusive. I controlli sono stati effettuati su diverse centinaia di strutture
e sono state rilevate numerose strutture completamente abusive, strutture che avevano dichiarato un numero di posti letto inferiore a quello effettivamente riscontrato, più tutta una serie di violazioni di carattere amministrative. A ciò si aggiunge l'attività specifica fatta dalla Guardia di Finanza, soprattutto per quelle strutture più grandi, per le quali in diversi casi si è approfondito anche sul piano fiscale e reddituale. 31 le strutture abusive scoperte, altre 8 invece avevano dichiarato una capacità ricettiva inferiore a quella effettiva. In un caso è stato addirittura riscontrato che la proprietaria viveva in garage per poter affittare tutte le camere del suo appartamento. In tutto sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 216.000 euro. I metodi sono vari. Abbiamo un metodo tradizionale per la Guardia di Finanza che è quello dei questionari che abbiamo applicato, ma anche di tutte le segnalazioni che arrivano alla Polizia Locale come alla Guardia di Finanza, ma anche al controllo del territorio, dove si vedono delle situazioni che sono indice di possibili attività, magari senza targhetta, e a quel punto partono i riscontri. Fondamentale l'utilizzo del software che permette di identificare in tempo reale locali abusivi o con qualche irregolarità. L'obiettivo è quello di implementare ulteriormente il software che abbiamo già approntato, che è stato arricchito con i dati che sono stati forniti anche dalla Regione Veneto, verrà arricchito con i dati che verranno forniti da una serie di comuni della città metropolitana, quelli soprattutto a maggiore vocazione turistica, parlo di Jesolo, parlo di Chioggia, di Caorle. Adesso andiamo in pubblicità, tra poco parliamo di panifici, di bollette, insomma uno dei temi più caldi di questa estate-autunno 2022. State con noi. Ancora ben trovati in Focus TG su Rete Veneta, dunque uno dei temi ricorrenti di queste ultime settimane, probabilmente anche dei prossimi mesi, è quello del caro energia. Ce ne siamo accorti a casa, se ne è accorto chi ha un'azienda, se ne accorge chi è artigiano, come ad esempio può essere un panificatore. E allora proprio all'interno, mi pare, di un panificio, credo di non sbagliare, siamo collegati con Chiara Gaiani da Terme. Buongiorno Chiara, peccato non sentire il profumo. Guarda, il profumo è buonissimo proprio. Tra l'altro ci diceva prima il signor Aldo Diaferio, che ci ospita nel suo panificio, e ringrazio per la collaborazione, perché qui con me il collega Francesco Ratai, che lui, pensate, riesce a capire se il pane sarà buono, se sarà un pane di quelli proprio fragranti, croccanti, da come girano le macchine di questo laboratorio. È vero, signor Aldo? Sì, proprio, ha detto bene. Io so il rumore delle macchine, so già come viene il prodotto finito. È una cosa che sento dentro da tanti anni, che sono 46 anni, che è proprio una passione, è proprio bello. Ecco, quindi siamo circondati dal profumo del pane, più precisamente in questo momento dal profumo di dolci. Non ti dico per me che sono una golosa, che tipo di sì, è una specie di tortura stare qua dentro, però per parlare di un problema davvero molto concreto, l'aumento dei prezzi, soprattutto i prezzi delle energie in questi ultimi mesi, perché il panificio è un'azienda energivora, ma anche di tantissime materie prime, ad esempio il lievito di birra. Ci raccontava adesso il signor Aldo Diaferio, che tra l'altro è anche vicepresidente dei panificatori di Ascom, sta mettendo in crisi questi panifici, che sono tra l'altro panifici di servizio alla comunità e che hanno un rapporto stretto con i loro clienti, quindi aumentare i prezzi è difficile. Sì, è molto difficile, molto, proprio anche un dispiacere aumentare i prezzi per noi, non è, perché i nostri clienti sono quasi amici, dopo 40 anni che sei su un posto, vedi crescere i ragazzi, sai già anche le problematiche che hanno loro a casa, non è la freddezza e cosa. E questo qua, infatti noi non abbiamo aumentato i prezzi, quello che si doveva aumentare, siamo stati proprio il minimo per sopravvivere. Ascolti, e di quanto sono aumentati i prezzi? Di quanto ho dovuto ritoccarli? Allora, io li ho ritoccato al massimo del 5%, al massimo, alcuni prodotti li ho lasciati invariati,
però se si doveva guardare si doveva aumentare del 20% per avere un giusto guadagno per il lavoro che si fa. Ecco, qual è il prodotto che in questo momento è aumentato di più, la materia prima o è l'energia che è aumentata di più? Ultimamente qua l'energia, sia gas naturale che energia elettrica. In precedenza la farina, i cereali e tutte le materie, il burro, il confezionamento, anche quello, perché è una parte rilevante del nostro lavoro, perché il pane non è che si dà via in mano, ci sono il confezionamento, materie di scarto, e anche quelle sono aumentate, che non si vedono però si pagano. Ecco, aumenti, appunto, tutta una serie di aumenti, tra l'altro insomma lei ha cercato anche di contenere i costi, per esempio facendo che accorgimenti? Il costo che è stato più sacrificio di tutti è quello di aver spento la cella ferma lievitazione, che per chi ne è del settore è una cella che viene fatto il pane magari al mattino, si mette dentro questa qui, piano piano ce lo porta a lievitazione la notte, noi possiamo arrivare più tardi, però questa qui consuma una montagna di corrente e io personalmente l'ho spenta, faccio solo a caldo, però questo presume che io devo venire per forza prima su un'ora la notte con sacrificio per me e per i miei dipendenti, perché dopo ci sono io, ma ci sono anche i dipendenti che, come dicevo prima, come i clienti fanno parte della famiglia, fanno parte di noi. Certo, queste sono le difficoltà per un prodotto simbolo, il pane delle nostre tavole. Ci raccontava che una michetta di pane normale da 50 costa a voi 75 centesimi, giusto signor Aldo? Prima la vendevamo a 50 centesimi, per essere giusto in linea con gli aumenti dovremmo vendere a 75 centesimi, che è improponibile per i clienti, però ecco quello lì, speriamo che almeno che il prossimo governo ci dia una mano su questo, che adesso non sappiamo cosa fare. Ecco, Mirko, non so se hai altre domande da studio. Come si regola con l'illuminazione? Perché non mi pare ci siano luci accese lì, o vedo male. No, ci sono delle luci accese, non so se si regola anche sull'illuminazione, signor Aldo, per cercare di risparmiare. Sull'illuminazione, no? Un'azienda come la nostra è come cercare un ago sul pagliaio, perché è proprio irrilevante, non sono quei 20 euro che potresti risparmiare al mese, che dopo anche quello fa brutto, anche il senso di depressione venire su un negozio e vedere le luci spente del cliente che viene, e quello lì è proprio un ago nel pagliaio, non c'entra niente. Ecco, perché noi non vi avevamo fatto vedere la parte di rivendita, che è davvero molto accogliente, anche molto particolare, tra l'altro fa un prodotto, signor Aldo, che non è che si trovi da tutte le parti, tipo il bretzel. Sì, no, ecco, io cerco di fare tantissimi prodotti, anche molto particolari, sono sempre alla ricerca di qualche cosa da invogliare il cliente, diciamo, perché ecco che il cliente quando viene a prendere la classica amichetta cerco di fare il più possibile, cerco di fare di più che posso. Ecco, questo è uno dei volti dell'Italia che è bello raccontare, del nostro Veneto che è bello raccontare, con una constatazione su cui chiudo, Mirko, se tu non hai altre domande, che purtroppo stiamo facendo tutti. Il signor Aldo ci diceva i prezzi aumentano ma poi non tornano più indietro, cioè quindi gli aumenti sono di fatto quelli, non è che poi diminuisce il prezzo alla produzione e noi abbiamo dei ribassi sui prezzi. Sì, ecco, proprio ho detto bene, perché quando aumenta una cosa non c'è verso che torni indietro, e quello lì diventerà un problema, perché dopo adesso magari i clienti capiscono perché aumenta, dopo non capiscono anche loro, giustamente, perché anche noi a nostra volta siamo consumatori e non capiremo. Ecco Mirko, non so se ha altre domande da studio. No, se ha notato comportamenti diversi, cioè negli acquisti, una riduzione magari negli acquisti da parte della clientela, magari quella più fedele. Ecco, certo, ci chiede se ci sono stati delle riduzioni da parte negli acquisti, soprattutto della clientela più fedele, di cui ci raccontava prima. Allora, della riduzione non c'è stata proprio una riduzione, è stata un'accortezza. La gente prima magari prendeva sempre quello tutti i giorni, adesso se magari la sera è avanzata per qualche motivo, perché i figli non sono da mangiare, e il giorno dopo vedi che ne comprano un po' meno. C'è un'accortezza, giustamente, perché anch'io a casa faccio così.
Ecco Mirko. Saggezza popolare, benissimo. Allora, grazie Chiara, grazie al tuo ospite, buon lavoro e auguri per tutto. Noi torniamo adesso a Vicenza. Per chi si è perso l'annuncio del nuovo vescovo di Vicenza, abbiamo adesso in collegamento il nostro Carlo Alberto Inghilleri proprio per il riassunto di questo annuncio del successore di Monsignor Beniamino Pizzol. Linea Carlo Alberto Inghilleri. Buongiorno a tutti i telespettatori, ci troviamo nel centro diocesano di Vicenza dove è appena terminata la cerimonia in cui il vescovo uscente di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizzol, ha annunciato il nome del nuovo vescovo, di colui che gli succederà qui a capo della diocesi vicentina. Ebbene, si tratta di Monsignor Giuliano Brugnotto, vicario generale della diocesi di Treviso, tra l'altro rettore anche del seminario di Treviso, 59 anni, un uomo ancora giovane, pieno di idee, di vigore, di forza, e porterà proprio questa sua forza qui nella diocesi di Vicenza. Nel messaggio che è stato letto da parte di Monsignor Giuliano Brugnotto si dice: sono felice di venire a Vicenza, ringrazio Papa Francesco, certo la mia missione è quella di prendere il largo in questo momento. Ecco, anche il vescovo uscente di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizzol, ha spiegato come questa espressione prendere il largo significa in qualche modo riportare uno spirito missionario, lasciare gli amici, le carte, i progetti e portare tutto qui da Treviso a Vicenza. Ricordo tra l'altro che in questo momento la sede della diocesi di Vicenza rimane vacante per un periodo, il vescovo uscente, Monsignor Beniamino Pizzol, resta come amministratore apostolico, quindi firmerà gli atti, però si attende l'arrivo del nuovo vescovo che Papa Francesco ha nominato. Si tratta, ripeto, di Monsignor Giuliano Brugnotto. Direi che questa è la notizia del giorno qui a Vicenza e da qui direi che è tutto. Restituisco la linea allo studio. Grazie a Carlo Alberto Inghilleri. Come detto, ulteriori approfondimenti anche con la voce del nuovo vescovo nel TG Vicenza di questa sera alle 19:15. Abbiamo sentito poco fa questa testimonianza di un panificatore di Abano Terme. Gli effetti del caro energia si fanno sentire anche in altre realtà come la colonia agricola Vascondi Carbonera, dove il ristorantino è costretto alla chiusura. Decisione sofferta, spiega il presidente della cooperativa Alternativa Ambiente. Purtroppo la situazione non è che ci consenta di fare grandi ragionamenti, ormai è noto a tutti quello che è il trend di incremento dei costi dell'energia, del gas, del metano, in particolare dell'energia elettrica, che hanno dato un po' il colpo di grazia in una situazione comunque già difficile da gestire dopo 2 anni di pandemia. Una decisione dolorosa quanto inevitabile, presa anche per non intaccare il buon funzionamento di altri rami di attività. Chiude per caro bolletta Vascondi Carbonera, il ristorantino di Colonia Agricola, l'impresa sociale della cooperativa Alternativa Ambiente, realtà che si occupa per lo più dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La data è già stata fissata il 30 di settembre. Se durante l'estate il locale poteva contare su un giardino esterno, con l'autunno gli spazi si fanno più stretti, così come i margini di guadagno, ma per il momento, assicura Tofoli, non ci saranno contraccolpi occupazionali. Abbiamo 7 persone coinvolte nei 2 locali, alle quali appunto stiamo proponendo appunto delle soluzioni di ricollocamento. Insomma, non verrà meno la missione stessa della cooperativa, che opera dall'agricoltura biologica ai servizi cimiteriali, dalla pulizia ambientale alla logistica. Nel 2021 Alternativa Ambiente ha dato lavoro a più di 500 persone, dal socio lavoratore a chi ha fatto un percorso di stage, a chi è passato di qui in misura alternativa o semplicemente per un percorso di volontariato. Di questi più di un centinaio sono soggetti svantaggiati e quindi la risposta c'è. Ma una risposta altrettanto ferma si attende anche dalle istituzioni, perché il caro energia non inneschi un effetto domino anche nel mondo del no profit. Ci auguriamo veramente che questa situazione cambi e noi ci metteremo tutto del nostro per contribuire al cambiamento,
e speriamo che il futuro sia migliore. Si svolgerà domenica con una variazione dovuta alle elezioni politiche, la 17ª edizione della mezza maratona del Brenta, una riconferma del percorso tracciato dal direttore tecnico Enrico Vivian, presentato l'anno scorso. Un percorso veloce che collega Bassano a Marostica, Piazza Castello a Marostica, il Ponte degli Alpini a Bassano e i due campi di atletica, senza tralasciare il passaggio per il fiume Brenta con rientro a Santa Croce per la campagna di Marostica e Marchesane. La modifica dovuta alle elezioni politiche riguarda il tratto dalla provinciale 248 da Marsana a Marostica. È fatto obbligo di correre all'interno della pista ciclabile dove presente o sul marciapiede. Altra variazione riguarda invece alcune strade di Marostica e di Marchesane. C'è anche un cantiere su via Schiavonetti in centro a Bassano, deviazione su via Menarola, discesa Gamba e successivo passaggio sul Ponte degli Alpini. Dopo la pausa pubblicitaria parleremo di sanità, Covid, non solo, ma anche il ritorno dell'influenza aviaria. L'ultima parte del nostro Focus TG di questo venerdì 23 di settembre, autunno iniziato anche dal punto di vista astronomico. La scorsa notte siamo entrati dunque nella stagione, una delle stagioni di mezzo, poi vedremo se sarà così di mezzo oppure no, tra un'estate caldissima e un inverno che ci annunciamo con un po' di precipitazioni regolari, perché davvero ce n'è ancora tanto bisogno, non tanto per l'inverno stesso evidentemente, quanto poi per la prossima primavera e la prossima estate. Ormai siamo abituati da quasi 3 anni a parlare di Covid e abbiamo capito che con l'arrivo della stagione un po' più fredda e con i primi freddi i casi possono aumentare. Sta succedendo ancora, sono stati più di 200 i casi di Covid registrati all'interno delle scuole trevigiane. Questo è il bollettino che ci conferma appunto che i casi attualmente positivi sono 37.298, 2 giorni fa erano meno di 35.000, parliamo di tutto il Veneto, 3.160 i nuovi casi registrati, dunque anche il dato conferma questa crescita. Nessuna sorpresa secondo il direttore dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi, però solo nelle ultime 24 ore in reparto Covid sono entrati 11 anziani. Abbiamo diversi casi legati soprattutto come incidenza di positivi alle scuole, tant'è che l'incidenza più alta l'abbiamo proprio sui minori sotto i 13 anni, che è di 424 su 100.000. Quando per la popolazione in generale l'incidenza è 303 su 100.000 abitanti. La riapertura delle scuole inevitabilmente ha contribuito alla diffusione del virus, sono oltre 200 i nuovi casi, 63 all'infanzia, 96 nella scuola primaria, 102 tra le classi superiori. Su 800 tamponi fatti di media al giorno il virus SARS-CoV è presente in una persona su 2. Stanno aumentando anche i ricoveri in ospedale, il nostro R-Conti è 0,91. Tra stanotte e stamattina abbiamo avuto 11 nuovi ricoveri di persone in malattie infettive, tutte persone anziane con pluripatologie. Liberi sì, ma quando si entra a contatto con i nonni è importante usare la mascherina FFP2. Torna a ribadirlo il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che non si dimostra sorpreso da questo innalzamento della curva. Dobbiamo evitare che gli anziani arrivino in ospedale e questo fa parte di un'etica che ognuno di noi deve avere, che quando è con una persona anziana fragile deve usare la mascherina. L'R-Conti, ovvero il tasso di contagio, passa da 0,60 a 0,91. Le malattie infettive di Treviso e Vittorio Veneto stanno accogliendo i pazienti Covid. E se la situazione per ora rimane sotto controllo, un importante aiuto potrebbe arrivare a breve dal vaccino anti-influenzale, soprattutto per i pazienti più fragili. Incontreremo la prossima settimana i medici di famiglia per partire anche con loro. È fondamentale vaccinarsi per l'influenza e dopo per le persone fragili, over 60 eccetera, sarebbe corretto fare anche la dose booster. Un dato non meno importante rilevato dai sanitari sulle persone ricoverate questa notte per Covid. E la maggior parte di questi non ha fatto la dose booster.
Restiamo nel Trevigiano, dove è stato registrato un focolaio di influenza aviaria in un allevamento di circa 700 capi in comune di Silea. Si è riunita l'unità di crisi della regione Veneto. L'ULSS-2 ha emanato l'ordinanza di abbattimento degli animali. A breve un'altra ordinanza definirà ulteriori misure nelle aree entro i 3 km ed entro i 10 km dall'allevamento. L'unità di crisi fa appello ai proprietari di allevamenti, anche piccoli o familiari, che si trovino nel raggio di 10 km di segnalare immediatamente l'eventuale mortalità anomala, interessando i veterinari dell'ULSS che provvederanno alle analisi del caso. C'è un altro bollettino di cui vi diamo conto adesso ed è quello del West Nile, appena arrivato, quindi lo vediamo insieme. Il West Nile virus ha una diffusione che sta toccando da qualche settimana anche le zone della Pedemontana, Veronese, Vicentina e Trevigiana, che nella prima fase invece quest'estate erano rimaste al di fuori dei contagi. Ce ne sono 159 di casi confermati di West Nile virus in Veneto attualmente. Scorriamo velocemente anche per quanto riguarda gli altri virus: 21 i casi di febbre dengue, 21 in totale, 20 confermati, 20 importati, quindi si capisce che non è un virus autoctono. Uno solo il caso di virus Zika, poi le altre caselle sono a 0. Col Toscana virus siamo a 4 casi di virus e poi numeri minori invece per quanto riguarda altri virus. Restiamo in ambito sanitario, liste d'attesa non solo per visite specialistiche ma anche per fare gli esami del sangue. Siamo al distretto dell'ULSS 6 di Vigonza. Cittadini esasperati hanno avviato una raccolta firme. 1700 firme in 10 giorni raccolte grazie a questo banchetto presente nei mercati del comune di Vigonza dai cittadini che chiedono tornino efficienti i servizi del distretto sanitario dell'ULSS 6 di Via Paradisi, un punto di riferimento per i residenti di tutta l'area. A promuovere l'iniziativa tra gli altri 2 consiglieri comunali, Antonino Stivanello e Francesco Alibrandi, medico di medicina generale da poco in pensione. Cos'è stato e che cos'è il Covid? C'è chiarissimo. Da qui a farne una sorta di scusa, pretesto, giustificazione per i disservizi che ne sono derivati, no, questo non lo possiamo accettare. Ecco i disservizi più gravi. Per avere un esame del sangue a Vigonza oggi ci vogliono 40-45 giorni di attesa. La prenotazione si fa via internet. Ora, non mi stupisco, internet è uno strumento che funziona in una certa maniera, ma la nostra popolazione è variegata, anziani, gente che non sa utilizzare determinati strumenti. Obiettivo finale dell'iniziativa, che ha raccolto il sostegno di tutte le forze politiche cittadine, un incontro aperto con i vertici dell'ULSS 6. Abbiamo raccolto firme anche di altri consiglieri comunali di altri gruppi. Questo vuol dire che la sensibilità c'è. Ricordo che nel Veneto vogliamo l'autonomia, ce l'abbiamo già quella sulla sanità. Bisogna applicarla, bisogna fare qualcosa. La spesa per la sanità è un investimento, non è una spesa pura. Dobbiamo renderci conto di questo, che noi vogliamo che i servizi ci siano. Si parla di sanità di eccellenza. Ecco, rendiamola effettiva e non andiamo a scapito della sanità pubblica a favore di quella privata. Più di 500 persone hanno partecipato ad una fiaccolata organizzata dall'ISRA di Treviso in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer. In corteo hanno sfilato familiari, amici di persone malate, ma anche tanti operatori che lavorano nei nuclei di demenza. Ha cominciato col perdere la memoria e poi scappare di casa e poi cadere per terra e poi vedere gente che non esisteva in casa, tanti vari passaggi. Mi riconosce a volte no, significa il crollo totale, si sta male. Dopo 54 anni di matrimonio è veramente una roba che
Oltre 500 fiacole e tante piccole luci hanno illuminato la notte di Treviso per sensibilizzare la città nella giornata mondiale dell'Alzheimer. Un lungo corteo che ha attraversato il centro, ad organizzarlo l'Isla, a partecipare tantissime persone. C'è chi ha un familiare malato e chiede di non essere lasciato solo, dimenticato, come quell'oblio che cancella la memoria di chi soffre di questa patologia. Ma c'è anche chi lavora a contatto con queste persone nei nuclei di demenza. Io avevo già fatto il tirocinio 2 volte e mi è piaciuto moltissimo, perché alla fine sono degli anziani che ritornano bambini e hanno bisogno di molto affetto, nonostante le varie difficoltà. Questo comunque mi piace molto come lavoro e bisogna farlo col cuore, perché sennò non ha senso fare questo lavoro. Ad organizzare la manifestazione l'Isra di Treviso, che assieme al Comune lo scorso aprile ha aderito al circuito delle città amiche delle persone con demenza. C'è una luce e ci deve essere tanta solidarietà per i malati e anche per i familiari, e ci dobbiamo ricordare che purtroppo l'8% degli anziani sopra i 65 anni è affetto da demenza e ben il 20% sopra gli 80 anni. Un corteo di luce che ha scaldato il cuore di chi si impegna quotidianamente nella lotta a questa malattia. È la stessa emozione che aiuta anche le persone con demenza, che si dice sono senza memoria, ma l'emozione rimane fino all'ultimo momento dell'esistenza, e quindi vedere che c'è una risposta così alle 8 della sera, dopo una giornata di lavoro, con 500 persone, insomma, è una grande gratificazione. È proprio il segno che c'è bisogno e che le persone ci sono. Ancora in tema sanitario è arrivato un prestigioso riconoscimento da parte della rivista americana Newsweek al reparto di urologia dell'azienda ospedaliera di Padova, il migliore d'Italia. Il direttore Dal Moro spiega: nel nostro reparto gli interventi durante la pandemia sono aumentati. 27° posto, prima urologia italiana, secondo la classifica stilata dalla rivista americana Newsweek. È grande la soddisfazione degli operatori sanitari dell'unità operativa complessa di urologia dell'azienda ospedaliera di Padova, dove operano 20 medici strutturati, 40 specializzandi, fianco a fianco a infermieri, operatori sociosanitari e amministrativi. Ad essere certificato dalla rivista anche il lavoro durante la pandemia, con un reparto che, nonostante il sostegno a livello medico e infermieristico alla campagna vaccinale, ha addirittura aumentato il numero degli interventi grazie alla strategia messa a punto con la direzione generale dell'azienda. Attraverso una analisi del tipo di interventi che sono stati modificati spingendoci di più verso la terapia mini-invasiva, e attraverso anche un coinvolgimento dei pazienti che sono stati attivamente informati sulla necessità, l'opportunità e i benefici che derivano da una dimissione precoce, siamo riusciti a gestire il tutto mantenendo e anzi aumentando il numero delle procedure eseguite. Sono la chirurgia robotica, che include la ricostruzione della vescica, e l'endourologia i fiori all'occhiello del reparto. Noi abbiamo puntato molto sulla chirurgia robotica perché permette davvero di avere un approccio mini-invasivo. Anche la percezione da parte dei pazienti è di un intervento che è stato condotto con un approccio, con un effetto distruttivo molto limitato. Da 10 anni nel reparto funziona una sala operatoria dedicata esclusivamente agli interventi di endourologia che trattano patologie come la calcolosi. Il numero di posti letto del nostro reparto ci ha consentito di mantenere le performance tradizionali, quindi con 4-5 interventi al giorno per un totale di 1200-1300 interventi anno. Torniamo brevemente alla cronaca, perché stamattina intorno alle 9:30 si è sviluppato un incendio in un magazzino dell'ex azienda Stefanel in zona industriale a Ponte di Piave. Le fiamme sono state domate alle 11. In attesa che ARPAV monitori la qualità dell'aria, è già stata data comunicazione nel corso dell'incendio alle scuole, alla casa di riposo e alla cooperativa Le Nuvole, invitandole a scopo precauzionale e cautelativo a tenere le finestre chiuse e a non far uscire gli studenti e le
persone. L'incendio risulta domato, comunica l'US2 Marca Trevigiana. L'evento acuto con presenza di fumo è concluso senza ulteriori criticità. È stata quindi disposta l'uscita degli studenti da scuola e degli ospiti dalle strutture centro servizi e struttura per disabili. Torniamo a Venezia, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Entrerà in vigore a gennaio il ticket d'accesso, il contributo d'accesso, o comunque una modalità regolamentata per entrare nella città storica. Non servirà a limitare l'invasione del turismo di massa, ma solo a rendere più complicata la vita dei residenti. La pensano così centinaia di veneziani che hanno partecipato ad un dibattito pubblico a Rialto. C'è bisogno di dirlo chiaro e forte, questa non è la risposta adeguata a una città che è fatta di persone. Potremmo essere costretti a ritrovarci in una condizione in cui dovremo dimostrare a dei contractor di imprese private di avere il diritto di andare in giro per la nostra città senza pagare un biglietto. Si sono ritrovati in centinaia sotto la loggia maggiore del mercato di Rialto, oramai sempre più centro della vita politica e sociale cittadina, per dire no ad un contributo d'accesso a Venezia che, così come è strutturato oggi, sostengono finisca solo col penalizzare ancor di più i veneziani senza regolare l'assalto del turismo di massa. Sono assolutamente contraria alle modalità con le quali questa tassa d'accesso, ammesso che sia legittimo da un punto di vista costituzionale ammetterla. Un libero professionista a Venezia non può avere di segnalare tutti i suoi clienti perché c'è la privacy. Perché un professionista, la sua ricchezza sono i clienti. La gente deve poter venire, ma non obbligando noi a questa schiavitù, che non è assolutamente accettabile. Sono assolutamente contraria. Trovo che sia una follia. Assieme ad associazioni, comitati, semplici cittadini, diversi esponenti politici locali. Oltre alla ZTL bus bisogna introdurre una ZTL acqua, una ZTL auto e fare dei controlli con i vettori ferroviari. Questo è il primo passo se veramente si vuole controllare i flussi in entrata alla città storica. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo fatto una proposta, abbiamo chiesto all'amministrazione di fermare l'iter di questa delibera e di andare in un percorso partecipato che porti alla fine ad un referendum e quindi a una valutazione popolare, una consultazione. Venezia ha già un ricco regolamento di polizia urbana che impone molte regole. Queste regole vengono quotidianamente infrante dai turisti che frequentano la città, ma nessuno le fa rispettare. Quindi io mi chiedo, ha senso fare dei divieti in più? Dalla laguna alle montagne bellunesi rischiano nuovi stop le corriere di Dolomiti Bus. Non c'è pace infatti tra azienda e lavoratori. Tra Filt CGL, Fit Cisl, Will Trasporti e Faisa Cisl e Dolomiti Bus regna la tensione. I sindacati infatti accusano l'azienda di trasporto pubblico di non essere assolutamente disponibile ad ascoltare i lavoratori. Come organizzazioni sindacali non siamo per niente soddisfatte dell'esito dell'incontro avuto con Dolomiti Bus. Ribadiamo che la vera emergenza che riguarda gli autisti non è tanto quella di reperire nuova occupazione quanto piuttosto di tenersi strette le professionalità già acquisite che oggi se ne vanno per una questione prettamente economica, delle retribuzioni non più adeguate al costo della vita. Forse non tutti sanno, ma aumentata la benzina, il costo del carburante, dell'energia anche e soprattutto per i lavoratori, e se ne vanno perché non riescono più a conciliare vita e lavoro. Il problema, ancora una volta, è la cronica carenza di autisti e non solo. Non si trova la quadra nemmeno sulla commissione turni da ripristinare, come sulla contrattazione aziendale con accordi fermi al 2004. Tanto che è stato chiesto un incontro anche in prefettura. Abbiamo chiesto all'azienda un confronto serio su questo e un adeguamento strutturale della retribuzione. Abbiamo avuto delle risposte totalmente insoddisfacenti. Non si fermerà quindi la protesta, tanto che lavoratori e sindacati chiedono anticipatamente scusa per i disagi che potranno essere subiti dai cittadini. Torniamo al tema bollette e costi dell'energia. I comuni padovani cominciano a prepararsi. Ad esempio a Montegrotto Terme il sindaco prevede un intervento di sostegno ai cittadini. Sentiamo come.
Un fondo di 50.000 euro per sostenere i cittadini che quest'inverno si troveranno a pagare bollette del gas molto più salate a causa dei rincari energetici. L'iniziativa è del sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, che vuole dare un aiuto concreto non solo alle famiglie ma anche alle associazioni. Come accedere? Servono dei requisiti. Per quanto riguarda le società sportive verrà fatto un bando dove tutte potranno partecipare, in base a determinati criteri verranno ripartite le risorse, mentre per i cittadini sarà opportuno segnalare la propria situazione di difficoltà ai servizi sociali, che diranno tutta la documentazione da presentare in modo da poter accedere al contributo. 20.000 euro saranno la prima tranche di aiuti destinati alle famiglie, altri 30.000 andranno invece come contributi alle società sportive. I fondi verranno stanziati nella prossima variazione di bilancio, un provvedimento urgente in attesa che anche il governo faccia la sua parte, visto che anche il comune stesso deve affrontare i rincari energetici, tanto che il sindaco sta già pensando a contenere le luminarie natalizie. I nostri uffici hanno stimato un aumento delle bollette di 1 milione di euro per quanto riguarda la città. Di conseguenza abbiamo fatto alcune valutazioni, oltre ai contributi il potenziamento del banco di solidarietà alimentare, quindi faremo nelle prossime settimane delle raccolte straordinarie. E abbiamo fatto anche una riflessione sulle luminarie natalizie, e siamo noi una città turistica, quindi è opportuno dotare di un decoro natalizio le nostre strade, ma senza eccedere. Quindi sentite le categorie economiche, le sentiremo nei primi giorni di ottobre, faremo anche un ridimensionamento della grande luce che negli anni passati contraddistingueva la nostra città, andando a illuminare i punti strategici per non sprecare delle risorse che a mio avviso è opportuno destinare a chi veramente vive momenti di difficoltà in questo frangente, le famiglie. A Natale mancano ancora 3 mesi, ma di luminarie natalizie parleremo tra poco, perché è un tema già che sta entrando nel dibattito. Parliamo intanto di case di riposo, a loro volta in difficoltà. L'appello è a chi vincerà le elezioni di domenica a farsi carico del problema prima che le conseguenze si riversino sugli ospiti e sulle loro famiglie. Non solo il caro bollette con le spese di luce e gas alle stelle, ma anche l'aumento dei costi di tutte le forniture stanno mettendo in seria difficoltà l'intero sistema di assistenza agli anziani ospiti delle case di riposo. Gli aumenti delle spese per generi alimentari, lavanderia, prodotti per l'igiene e la pulizia stanno facendo lievitare i bilanci. Unanime il grido d'allarme. Al Sartor di Castelfranco si stima un aumento dei costi di 1,5 milioni di euro. In un bilancio in forte sofferenza ipotizziamo a fine anno una perdita di quasi 1.400.000 euro, quindi una perdita ad ospite di quasi 14 euro a giornata di degenza. Per ridurre le bollette si pensa all'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto per un investimento da 600.000 euro, ma si attendono sostegni. Un intervento utile a poter effettuare questi investimenti in energie rinnovabili in modo tale da garantire una sostenibilità non nel breve ma nel medio e lungo periodo. Pesano come macigni gli aumenti per le spese delle forniture rilevati dall'Istituto Bombozzolla di Fara di Soligo nei primi 8 mesi del 2022. Non posso che associarmi all'appello accorato che è stato fatto anche da altri centri e servizi del nostro territorio, affinché il prossimo governo metta come primissimo punto all'ordine del giorno la valutazione di interventi per risolvere questa situazione. Appello al futuro governo condiviso da tutte le strutture. Ci deve dare delle risposte, perché noi non vogliamo assolutamente che la situazione dei rincari dei nostri fornitori cada sugli ospiti, cada sulle loro famiglie, in quanto già hanno le loro problematiche dovute a questi aumenti sconsiderati della luce e del gas. Situazione critica anche a Casa Marani, secondo centro servizi per numero di assistiti della provincia di Treviso. Bolletta della luce di luglio da 19.000 a 91.000 euro e 25.000 euro in più per le forniture tra ristorazione, pulizia, lavanderia, con ulteriori richieste di revisione dei prezzi. Chiediamo ai candidati alle elezioni di domenica che si facciano portavoce di questo problema. Il welfare territoriale è importante e non possiamo rischiare di non erogare servizi importanti o peggio non avere le utenze e non fornire il servizio agli ospiti. Poco fa il sindaco di Montegrotto Terme parlava dell'ipotesi di non accendere le luminarie natalizie. Non manca effettivamente poi molto al periodo in cui le luminarie vengono installate e poi accese.
chi l'8 dicembre, chi un po' prima, ma insomma ormai mancano poche settimane. Abbiamo chiesto ad alcuni cittadini che cosa ne pensano. Quest'anno si rischia che non vengano messe le luminarie natalizie, lei cosa ne pensa? No, bisogna fare, le tradizioni si devono mantenere, sacrificheremo qualcos'altro, poi sbassiamo il stipendio ai politici in caso mai. Mi dispiace molto, però mi rendo conto che purtroppo bisogna fare i conti con la crisi energetica. Penso che bisogna fare di necessità virtù, indubbiamente. Da una parte abbelliscono, attirano il turismo, insomma, invogliano a uscire, eccetera. Dall'altra sicuramente rientra in una di quelle spese che bisogna tagliare. Da una parte comprensibile, da un'altra parte dispiace perché insomma lo spirito natalizio vive anche con le luminarie. Tutto dipende, che piuttosto è meglio dare i soldi che ha bisogno piuttosto che sprecare. Comunque sarebbe giusto ci fossero almeno un poche per ricordare per i bambini. Diciamo un dispiacere per chi vive il Natale sentitamente, però alla fine è giusto così per il momento in cui siamo, quindi va bene così, con un po' di rammarico. È chiaro che sono bellissime, però insomma, bisogna pensare a quello che va meglio, no? In questo momento difficile, molto difficile. Si potrebbe limitare gli orari, tipo accenderle alle 5 del pomeriggio fino alle 8 di sera, il tempo dello shopping, il tempo dello spritz, il tempo un po' dell'orario piacevole per le persone che vanno in città. Penso a livello economico, penso che comunque si deve fare un taglio, però per l'aspetto del centro, da un'atmosfera diversa. Un po' mi dispiace, però bisogna un attimo risparmiare un po' tutti quanti. Un pochino sì, perché ci fa comunque sempre un po' di gioia, ecco, vedere l'illuminazione. È meglio quelle che qualcos'altro magari. Ho sentito anche magari di chiudere i negozi prima, le aziende prima, piuttosto di far così, meglio le luci natalizie levarle, insomma. Sarebbe anche un risparmio oltre che di energia, anche di denaro ovviamente. Ovvio che le luci sono belle, magari un po' meno. Secondo me sono belle, cioè arricchiscono la città, quindi secondo me sì. Sono belle, sì. Sì, però per la crisi limitate, esatto. Per i prezzi che si stanno alzando, insomma. Magari non tenerle accese tutto il giorno, esatto, e magari solo un po' di ore la sera, così. Sì. In attesa di fare i conti con le PM10, come facciamo sempre in pianura padana d'autunno e d'inverno, facciamo i conti a ritroso invece con l'ozono. I limiti a Padova quest'estate sono stati superati per 77 giorni consecutivi e intanto in città scoppia la polemica proprio sui blocchi del traffico che partiranno dal 3 ottobre. Ozono fuorilegge per 77 giorni consecutivi a Padova, il limite massimo di PM10, i 50 giorni previsti dall'Unione Europea già sforati a marzo. Il problema inquinamento è una vera emergenza per la città. Un'estate da dimenticare e già preoccupazione per l'inverno. A lanciare l'allarme sono i dati diffusi da Legambiente Padova che mettono nero su bianco come l'ozono sia stato fuorilegge per 77 giorni in quest'estate 2022, 3 volte oltre il limite previsto di 25 giorni all'anno, 17 giorni in più dell'estate 2021. Nel frattempo a Padova, dove il limite massimo di 35 giorni l'anno di sforamento del PM10 è stato già superato a marzo, sono in partenza i blocchi del traffico antismog. Dal 3 ottobre, anche con il semaforo verde, dovranno restare fermi i diesel Euro 4, provvedimenti che andranno aumentando a seconda del peggioramento della qualità dell'aria. Lunedì in provincia il tavolo tra i sindaci ha concordato il blocco totale per 6 domeniche, blocco da cui hanno preso le distanze i primi cittadini di Cadoneghe e Noventa Padovana. E con questa notizia, non certo confortante, chiudiamo l'appuntamento di oggi con Focus TG che torna puntuale domani alle 12. L'informazione su Rete Veneta come di consueto oggi alle 18.50 con TG Bassano, alle 19.15 con TG Vicenza. Grazie a tutti per l'attenzione, buona giornata.